Devo fare un'altra domanda, signor Presidente. Negli ultimi giorni ci sono state da parte sua dichiarazioni diverse. Lei ha detto un giorno, o almeno così si è capito, che ove qualcuno proponesse la sua candidatura lei non si opporrebbe, o quantomeno insomma, ha mostrato un certo possibilismo su questa eventualità. Qualche giorno dopo lei ha detto che sarebbe pronto addirittura a dimettersi subito se si creassero delle... Sono due cose diverse. Io ripeto che rebus sic stantibus, e in relazione alle situazioni politiche, in politica si decide in relazione alla situazione concreta. Io non intendo candidarmi, non intendo accettare candidature, non intendo accettare neanche un'elezione che venisse dal Parlamento quasi per ispirazione dello Spirito Santo. Prendo atto che la domanda fatta da un suo collega ad esponenti di alcuni partiti politici ha dimostrato il favore di alcuni partiti politici a una mia eventuale ricandidatura. Io non posso fare che ringraziare costoro. Quello che io dico è che io sono fermo nelle mie posizioni, ma che, come in qualunque altra cosa in politica, io posso decidere per l'oggi e per il domani, non posso decidere per il dopodomani. Le dimissioni. Io ho detto che se continua uno Stato, se io dovessi accorgermi che per spingere le forze politiche a adottare iniziative nel campo delle riforme istituzionali, o se dovesse durare uno stato permanente di quasi guerriglia tra le istituzioni dello Stato, me compreso, mi accorgessi cioè che la mia presenza non solo è utile ma è dannosa, allora il dovere mio sarebbe quello anche di interrompere anticipatamente l'esercizio del mio mandato. Se questo non accadrà, ma può accadere, allora io manterrò fede all'impegno preso di esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica fino al 3 luglio 1992. Quello che ho voluto capire è che, come sono disposto a rimanere, sono anche disposto, per agire in una situazione politico-istituzionale abnorme, a dimettermi anche domani. Ecco, è una pura ipotesi, ma insomma mi pare di capire che resta l'impegno del Presidente della Repubblica di rimanere fino alla scadenza del suo mandato. Diventa sempre più difficile rimanere nella confusione politica e istituzionale presente, perché talvolta mi chiedo che utilità abbia il mio parlare, il mio agire. Vede, io non ho dietro di me partiti politici, non ho forze economiche, non ho forze finanziarie, non ho potenti lobby finanziarie e politiche come ce ne hanno gli altri. Ho resistito nell'interesse della Repubblica ad una guerra che era stata rivolta alla mia persona, ma in realtà era stata rivolta per creare condizioni politiche che mutassero gli equilibri politici del nostro Paese in modo, direi, quasi sovversivo. Io faccio quello che posso. Se mi accorgo che questo dovessi accorgermi che questo non è utile o è dannoso, addirittura io sono pronto a lasciare il posto dove sono stato eletto. Questo naturalmente nulla toglie che io sentirei vivo il dovere in me come cittadino, come democratico e domani come senatore a vita, di continuare la battaglia contro il blocco della conservazione e per una rifondazione della nostra Repubblica. Lei ha accennato più volte, lo ha fatto anche adesso, alla esistenza di un blocco di conservazione, diciamo così, dell'attuale regime politico che si è venuto a creare dopo decenni di vita democratica, dalla fine della guerra ad oggi. Ecco, ci può indicare da chi è composto, qual è la composizione di questo blocco, la composizione politica, sociale? Guardi, io ho rivolto un messaggio al Parlamento sullo stato delle istituzioni e sull'esigenza delle riforme di esse. L'ho fatto mettendoci molto poco di mio, raccogliendo tutto quello che partiti, gruppi culturali, commissioni parlamentari avevano detto in questo decennio. Ho fatto questo messaggio e io giudico dal modo con cui questo messaggio è stato, diciamo, pure archiviato. È stato archiviato
e ha avuto le critiche più feroci da gran parte della Democrazia Cristiana e da una parte, ma soltanto da una parte, del Partito Democratico della Sinistra. Ha trovato accoglienza favorevole, almeno nelle sue intenzioni e in molte delle sue proposizioni, dagli altri partiti, ivi compresa una parte del Partito Democratico della Sinistra. E quindi c'è nel nostro Paese un blocco di conservazione, e cioè quel blocco di conservazione che è quello che per motivi storici ha dato vita a quel regime politico di consociativismo sul quale si sono rette le istituzioni. Questo blocco storico è finito. Questo blocco storico che teneva in piedi questo regime è finito. Occorre ritrovare un nuovo patto tra le forze politiche che rifondi le nostre istituzioni. Voltiamo pagina. Come si muove in Sicilia la mafia delle estorsioni, che minaccia e cerca di imporre con il terrore il pizzo a commercianti e imprenditori. E quanto sentiremo dalla drammatica e coraggiosa testimonianza resa in aula a Patti da un commerciante di Capodorlando, fondatore con altri colleghi dell'Associazione per la difesa dal racket, l'ACO. L'associazione è parte civile nei confronti dei 20 imputati finiti sotto processo proprio grazie alla decisa reazione delle vittime designate. La testimonianza è stata raccolta per Pegaso da Guglielmo Troina. La consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Scaffidi Antonio, nato a Piraino il 5 giugno del 1942, a Capodorlando, in via Libertà 55. Però avevo ricevuto una visita di un signore che ho saputo in un secondo momento che si chiamava Liotta, il quale si è presentato nel mio negozio, mi ha invitato ad appartarmi e mi ha detto queste precise parole: abbiamo saputo che lei ha ricevuto minacce, telefonate e che sta attraversando dei problemi di questo tipo. Siccome noi vogliamo il suo bene, lei può stare tranquillo perché ci siamo noi, la proteggiamo noi. Siccome io minacce non ne avevo ricevuto, veramente ho bleffato dicendogli che non avevo ricevuto minacce e che non avevo bisogno di protezione perché avevo capito che cosa loro mi offrivano. Perché avevo già qualcuno che mi proteggeva, naturalmente sempre bleffando. Lui mi disse che naturalmente io gli dissi che era un pezzo da 90 per la precisione. Lui mi disse: noi non siamo forse pezzi da 90, e a questo punto se ne andò salutandomi. Dopo, la notte del 4 novembre, hanno sparato nelle vetrine del mio negozio. Al 21 di novembre si presentarono nel mio negozio Crasci assieme ad Agatino Aiello. Questi appena entrarono nel negozio mi invitarono ad appartarmi, siccome c'era gente, c'era qualcuno già, cliente, e Aiello incominciò a dire: sai, noi siamo venuti a nome dei nostri amici per dirle che lei ci deve dare una risposta. Noi e i nostri amici non possiamo più aspettare, quindi lei si deve decidere. Il 23 di novembre, verso le 18, si presentò nel mio negozio Bontempo Scavo Sebastiano, il quale io non lo conoscevo. Quando entrò mi disse: guarda, io vengo a nome degli amici che sono già venuti prima e forse sono l'ultimo a venire, quindi ti devi decidere, perché quando arrivo io bisogna pagare, insomma, in poche parole, perché io sono, tu non sai forse quanto peso io, però forse tra questi clienti che ci sono in questo negozio qualcuno mi conosce e sa chi sono. Se non paghi verrai a Tortorice piangendo come qualche altro di Capodorlando. Verrà a Tortorice piangendo. A questo punto io gli dico: senti, ma io vorrei sapere, in fin dei conti, lei è
suoi amici, insomma, che cosa volete? Lui mi disse 30 milioni subito e 3 milioni al mese. Stringere al massimo gli potevo dare 200.000 euro al mese. Lui si alzò seccatissimo dicendomi non abbiamo bisogno di elemosine, e se ne andò. Dopo, verso le 20, io andai dal maresciallo dei carabinieri, 8, poco dopo, sì, per denunciare il fatto, e per puro caso lo incontrai dal maresciallo dei carabinieri e naturalmente a Bontempo Scalo Sebastiano. L'ho trovato in caserma. Quando sono andato in caserma l'ho visto, gli disse al maresciallo questo è quel signore che è venuto da me poco fa, è quel signore che voleva i 30 milioni, l'ho conosciuto subito, era passata un'ora e poi certi individui restano un po' impressi nella mente. E adesso parliamo di abusi sui minori, una piaga diffusa purtroppo nel nostro paese come in tutto il mondo, dal lavoro minorile allo sfruttamento di criminalità, accattonaggio e prostituzione dei più piccoli, dai maltrattamenti al commercio dei bambini, alle violenze sessuali. Forme tragiche, sconvolgenti di abuso, accanto alle quali sempre più frequenti emergono altre violenze, meno vistose, delle quali ci si occupa poco. L'incomprensione, il rifiuto del rapporto da parte di genitori adulti, la solitudine fisica e psicologica patita dai bambini. Due aspetti di una realtà, rievocata a Roma nel corso di un convegno internazionale promosso da Telefono Azzurro e da Due Case Una Tradizione, il programma dello Stato di New York per promuovere la cooperazione fra la metropoli americana e l'Italia. Solo alcuni dati tra quelli enunciati da Ernesto Caffo, direttore di Telefono Azzurro. Su oltre 18.000 telefonate ricevute in 10 mesi, nel 49% dei casi, cioè quasi la metà, sono state denunciate difficoltà di relazione con i genitori. E la solitudine rappresentava il problema nel 25,7% dei casi. Ne parleremo tra poco in studio con Matilda Cuomo, copresidente nello Stato di New York di Due Case Una Tradizione. Prima però vorremmo sentire quanto accade a questo proposito negli Stati Uniti, prendendo spunto da un fenomeno impressionante denunciato in modo sempre più frequente, gli abusi sessuali nei confronti dei bambini. Ma non si tratta soltanto di questo. Da New York, Claudio Pagliara. Roseanne Arnold, 38 anni, famosa comica americana. Sono stata violentata dai miei genitori quando ero bambina. E ancora, questo è il segreto che stava uccidendo la mia vita. La Toya Jackson, la sorella di Michael Jackson, anch'essa cantante. Mio padre veniva nel mio letto tutte le notti, non sapevo dove andare, restavo sdraiata, pietrificata dalla paura. Oprah Winfrey, popolare presentatrice di Chicago. A 9 anni mio cugino si approfittò di me. E Sinead O'Connor, cantante. Sono cresciuta in un costante stato di terrore. Mia madre mi picchiava per un nonnulla e spesso mi lasciava senza mangiare. Una breccia si sta aprendo nel muro di omertà che circonda il problema della violenza ai minori. Una dopo l'altra, negli ultimi 2 mesi, celebri donne americane sono apparse davanti alle telecamere per denunciare le violenze che hanno subito da bambine. E il loro esempio è stato seguito da migliaia di persone comuni che hanno trovato il coraggio di parlare del loro dolore e di cercare aiuto. Si moltiplicano così i casi giudiziari, particolare scalpore quello che coinvolge Kozo Dobsui, considerato un benefattore per aver adottato ben 12 bambini handicappati. Ebbene, il mese scorso Dobbusu è stato trascinato in tribunale da una delle figlie adottive, che lo ha accusato di violenze sessuali. Il tribunale, in attesa di accertare la verità, gli ha tolto la custodia dei figli. Emerge alla luce del sole una piaga sociale di proporzioni impensabili. La violenza ai minori affonda le sue radici nella povertà, nell'ignoranza, nell'isolamento sociale. Studi condotti dal Comitato Nazionale per la Prevenzione degli Abusi contro i Minori descrivono una realtà sconvolgente. 2,5 milioni di bambini sono stati sottoposti a maltrattamento negli Stati Uniti nel 1990. Dai 200 ai 360.000 bambini ogni anno subiscono violenze sessuali e nell'80% dei casi sono i genitori o i parenti prossimi a molestarli. Altre statistiche sostengono che una ragazza su 5 e un ragazzo su 7 di età inferiore ai 18 anni hanno subito violenze a sfondo sessuale da parte di loro parenti. Le cifre rivelano che il problema ha proporzioni più vaste di quanto solo pochi anni fa si era portati a credere. E del resto il problema delle violenze minori resta in buona parte sommerso. I bambini che vivono questo dramma, spiegano gli psicologi, cercano di difendersi come possono e spesso l'unica via di scampo è l'oblio. Accade di frequente che le violenze subite nell'infanzia riemergano in età adulta, quando il dolore del ricordo diventa tollerabile. Per scandagliare questo mondo sommerso, in tutto il paese sono in funzione centinaia di telefoni azzurri.
E nelle scuole americane, equip di assistenti sociali, con tutte le cautele del caso, cercano di tirar fuori dal loro isolamento le piccole vittime delle violenze dei grandi.